È cominciata questo pomeriggio la 2 giorni del raduno regionale dei bersaglieri, in concomitanza con il 20° anniversario del monumento al bersagliere Antonio Prendin, decorato di medaglia d'argento al valor militare. La manifestazione si è aperta con la consegna da parte del presidente nazionale Daniele Carozzi del medagliere nazionale al sindaco di Torreglia Filippo Legnaro, che avrà il compito di custodirlo fino a domani. E sicuramente ci prenderemo cura di questo medagliere. Al termine della prima cerimonia, a cui hanno preso parte i bersaglieri di San Donà di Piave e i lavari di varie sezioni, la manifestazione si è spostata nella vicina Luvigliano, dove è stata apposta una corona al secondo monumento commemorativo più vecchio d'Italia. Questa sera, salvo maltempo, è previsto un concerto dei bersaglieri di San Donà, mentre il clou dell'evento sarà domani mattina a partire dalle 9:30. Sfisciamar Channel News, Torreglia.